Amici di Black and White, siamo in compagnia di Cristian Bignami di Horse Touring e a Cristian chiediamo di spiegarci brevemente che cos'è Horse Touring. Horse Touring è un marketplace dedicato al turismo equestre, quindi sopra la nostra piattaforma è possibile trovare agriturismi, bed and breakfast e maneggi che organizzano passeggiate e trekking in tutta Italia. Siete presenti anche nel Veneto? Certamente siamo presenti nel Veneto e anzi giochiamo quasi in casa, nel senso che abbiamo un video in Valpolicella da potervi farvi vedere immediatamente. Sì, possiamo vederlo? Certo. Grazie. Prego. Salgo su questo cavallo virtuale. Cavallo virtuale, facciamo una passeggiata quasi reale in Valpolicella. Magicamente ci spostiamo con questa modalità. Girando la testa a destra, a sinistra e indietro. Si vede tutto il paesaggio. È sostanzialmente una pillola di quello che si può trovare in questo posto. È un bed and breakfast in Valpolicella. Andandoci realmente. E ora ci troviamo in uno stand molto speciale, lo stand del progetto Islander, insieme a Susanna, che è uno dei soci fondatori di progetto Islander. E a Susanna chiediamo di spiegarci di che cosa si tratta. Certo, Progetto Islander è un'associazione di protezione dei cavalli, è nata nel 2012 e quindi opera sul territorio italiano ormai da qualche anno e con una grandissima evoluzione. L'idea è nata dal suo presidente, che è Nicole Berlusconi, che ha voluto dare questo nome al progetto perché è il nome della sua prima cavalla, la sua grande cavalla del cuore, che si chiamava Islander, e così ha dato il nome al progetto. Mi chiedevo infatti quale fosse la ragione di questo. È legata a questa meravigliosa cavalla grigia. L'idea è nata proprio dalla sensibilizzazione nei confronti dei maltrattamenti dei cavalli, sui cavalli, non solo naturalmente legata al cavallo ma a tutti gli equidi, quindi ai poni, agli asini e ai bardotti e ai muli, che sono diciamo gli incroci. L'idea perché? Perché noi siamo appassionati di cavalli, fondamentalmente il gruppo è composto, il gruppo diciamo le tre persone che hanno fondato questa associazione sono Nicole, Ilaria ed io. Siamo in tre appassionate di cavalli con lo stesso intento, che è appunto quello di tutelare i cavalli su tutto il territorio italiano e non solo tutelarli, ma cercare di diffondere la cultura del cavallo, che ancora purtroppo non è così diffusa ed è importantissima. Devo dire che sono personalmente sorpreso del fatto che ci possa essere un problema di maltrattamento a danno dei cavalli. È un grosso problema, è un'entità rilevante? Sì, diciamo di sì. Il maltrattamento sui cavalli può essere di vario genere, di varia natura. Può essere una mancanza di rispetto e quindi un atteggiamento violento o coercitivo, oppure può essere malnutrizione, cavalli che non mangiano, cavalli che non bevono, cavalli che vivono in luoghi angusti, bui. Il cavallo deve essere rispettato non solo per la sua salvaguardia della sua salute, ma anche deve essere tutelato da un punto di vista etologico. Il cavallo ha bisogno di spazi, deve vivere in libertà perché nasce come il cavallo nasce in branco, nasce con i suoi amici. Siamo noi uomini che poi l'abbiamo addomesticato e diciamo un po' costretto in piccoli spazi. Quindi è vero che oggi il cavallo è diventato un animale sportivo e quindi vive addomesticato, vive nelle scuderie, vive nei box, ma è giusto che abbia una vita in libertà. E questa è una cosa importantissima. Oltre a questo poi esistono problematiche appunto di malnutrizione, di malgoverno. Certo, ma allora in questi casi qual è l'intervento che Progetto Islander è in grado di fare? Sono duplici gli interventi. Noi intanto riceviamo delle segnalazioni da persone che ci contattano perché testimoniano appunto delle situazioni di maltrattamento. Le situazioni sono due.
Il maltrattamento può essere consapevole, e quindi di chi effettivamente sa che lascia il cavallo senza cibo, senza acqua, ferito, abbandonato, chiuso in un box, e chi invece non lo sa perché non conosce l'animale in quanto tale, e quindi si agisce in modo differente. Sulla segnalazione noi facciamo un primo intervento e da lì si capisce subito se c'è, diciamo, malafede o se semplicemente si tratta di dare qualche indicazione per dire guarda, il cavallo deve fare così, così. Allora si capisce l'intenzione di chi lo gestisce. Ci potrebbe essere Ci qualcuno potrebbe che si essere procura un anche che non lo cavallo sa. perché Esatto, fa esatto. cosa di Esatto, moda in perché- un certo e senso poi si ritrova non in sa che difficoltà, cos'è. non sa Certo. come fare. Ecco, in Chiaro. questo caso noi diamo consigli e cerchiamo di accompagnare queste persone nel tempo, quindi diamo tutto il nostro supporto. In casi contrari, dove il maltrattamento invece è reale ed effettivo ed è causato, allora noi collaboriamo con le forze dell'ordine che intervengono sul campo, verificano lo stato delle cose, dichiarano il maltrattamento ufficiale e incaricano Progetto Islander di custodia giudiziaria degli animali. Niente meno. Sì, nel momento in cui il Progetto Islander diventa custode giudiziario, gli animali vengono affidati all'associazione. L'associazione ha un suo centro di recupero che si trova a Villanterio, vicino a Pavia, si chiama Tenuta Il Cigno, che ospita i nostri cavalli e per la maggior parte provenienti dalla Lombardia. Quelli invece che riusciamo a recuperare in tutto il territorio italiano, li cerchiamo di dargli un buono stallo, una buona posizione dove si trovano, per non farli affrontare lunghi viaggi in condizioni magari di precaria salute, e quindi li lasciamo in zone sempre controllate da noi, in luoghi dove possono avere una riabilitazione. E una volta riabilitati sia fisicamente che psicologicamente, li diamo in adozione secondo delle regole precise, in modo che sia i cavalli che chi li adotta, quindi le persone interessate, abbiano un buon insieme. Ecco. Il Progetto Islander, oltre ad avere il compito di protezione dei cavalli, degli equidi in generale, e quindi di tutelare e recuperare i cavalli dai maltrattamenti, ha anche un altro compito importante, che è quello appunto di divulgare la cultura del cavallo e quindi di cercare di sensibilizzare le persone al benessere del cavallo. Infatti qua in fiera abbiamo l'incarico di commissione etica e quindi di comitato, diciamo, di verifica e di controllo delle condizioni di salute dei cavalli. Siamo a disposizione per tutti coloro che hanno bisogno di farci domande oppure hanno delle situazioni da segnalarci. Quindi all'interno della fiera stessa. Noi siamo stati incaricati dalla Fiera Cavalli ha messo e continua a mettere tantissima attenzione al benessere degli animali all'interno della manifestazione, e ogni anno questo interesse aumenta e questa attenzione aumentano, e noi facciamo parte di questa commissione e veniamo appunto, abbiamo un numero di telefono che è tra l'altro distribuito in tutta la fiera e che chiunque può telefonare, appunto può contattarci per avere o consigli o aiuti veri e propri, oppure per segnalare una situazione di un cavallo che magari anche involontariamente è a disagio. Può accadere. E questo è un compito di cui noi andiamo molto fiere e ringraziamo la fiera per questa fiducia che ci sta dando. Potremmo fare un giro che ci aiuta a capire come si concretizza questo compito e questo incarico di commissione etica. Assolutamente. Allora magari posso chiamare Ilaria e Nicole, che sono Piacere, certo. il gruppo delle 3 fondatrici di Progetto Islander, che si occupa, diciamo, di questo importante ruolo. Susanna, la commissione etica come svolge il suo compito all'interno della fiera? La commissione etica ha l'incarico di tutelare gli animali presenti in fiera per tutta la durata della manifestazione e di controllare che stiano bene, che siano in salute, quindi che abbiano la scuderizzazione sia in ordine, che abbiano cibo, acqua, che anche le attività che svolgono all'interno della fiera siano fatte secondo le norme che vengono emesse sia dalla fiera e sia da un codice etico che Progetto Islander ha formulato, un codice etico che riguarda sia i responsabili dei cavalli, quindi i cavalieri, i proprietari, i groom, tutti coloro che ruotano e gravitano attorno alla giornata del cavallo, e anche però ai visitatori.
Certo. Perché l'affluenza è veramente grandissima e quindi bisogna tutelare entrambi. Noi cerchiamo di fare attenzione a tutto e quindi ci muoviamo all'interno e all'esterno dei padiglioni, quindi nei corridoi esterni e poi anche all'interno dove si svolgono le manifestazioni, nei box, e poi siamo pronti a rispondere a tutti coloro che ci chiamano, sia perché hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di consigli, oppure hanno qualcosa da segnalarci. Certo, Situazioni anche di pericolo o comunque di un cavallo che può anche non sentirsi bene e noi cerchiamo di provvedere e di aiutare. Sì, stavo pensando, anche i visitatori devono osservare delle norme di comportamento in un certo senso, no? Non è che uno può andare così. Assolutamente, è importantissimo perché tenete conto che i cavalli entrano in fiera il martedì Sì. e lasciano la fiera la domenica. I cavalli sono veramente tanti e quindi le attività sono abbastanza intense. Il pubblico che si muove deve fare attenzione, ci sono persone che magari involontariamente mettono le mani in un box di un cavallo magari stanco che involontariamente può anche provocargli magari urtarlo Certo, e quindi certo, noi per certo. esempio abbiamo messo questo divieto di dare da mangiare agli animali senza autorizzazione dei proprietari, assolutamente, e di toccare i cavalli, di camminare all'interno delle scuderie. Ne sta arrivando. Ne sta arrivando uno. Sta arrivando. Nel frattempo noi ci troviamo all'interno della scuderia che ospita i cavalli del Gala d'Oro. Uno spettacolo serale che si svolge in fiera, uno spettacolo bellissimo, nel quale partecipano molti artisti e alcuni dei quali lavorano con i cavalli in libertà. Ringraziamo Susanna, Nicole, Ilaria del progetto Islander per le informazioni che ci hanno dato per questa intervista che ci hanno concesso. Grazie a voi anche da parte di tutti i cavalli. Grazie. Eccoci qui nel cuore della fiera dove ci sono i servizi di ristoro. Che cosa bolle in pentola qui? Lo Strauben è un dolce fritto tipico del Trentino e dell'Alto Adige che viene servito con la marmellata di mirtilli rossi e lo zucchero a velo. Una delizia. Castagne e vin brûlé. Strauben. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Santi. Ciao Franco. Siamo in compagnia di Santi Serra, che è qui presente in Fiera Cavalli con una funzione molto, molto speciale. Che cos'è che fai qui, Santi? Qua portiamo il nostro spettacolo che stiamo girando per tutto il mondo. Siamo arrivati la settimana scorsa, stavamo in Marrakech e la settimana prossima andiamo a Germania. Portiamo lo spettacolo del Cavallo in Libertà, dove la nostra funzione fa vedere a tutta la gente, tutto il pubblico, che senza il maltrattamento animale, con il gioco e il benessere dell'animale, si può fare lo che vuoi con i cavalli, senza niente, senza sella, senza capezza, senza niente, si fa lo che vuoi. Teniamo cavalli che dipingono quadri, cavalli che ballano sopra un piano, si può fare un po' di tutto. E questo spettacolo viene presentato qui a Fiera Cavalli? Sì, questo spettacolo è una parte dello spettacolo di sera del Gala d'Oro. Ogni sera? Ogni sera. Ogni sera. Abbiamo iniziato ieri, oggi, domani. Senti, la tua attività in Spagna come è organizzata? L'attività in Spagna è tutto privata perché di là solo che vivono gli animali, vivono ai 36 cavalli. Hai 36 cavalli? A cani, a lupi, a aquilas, falcon, a un po' di tutto, perché lo che facciamo è preparare tutti gli animali con il benessere per girare film, pubblicità, un po' di tutto per la TV, per lo che sia, spot pubblicitario di fotografia, un po' di tutto. E anche teniamo tutto lo spettacolo che stiamo girando per tutto il mondo, facendo vedere al pubblico dove con il benessere e il gioco si può fare tutto con il cavallo. Lo spettacolo solo con i cavalli, però non con altri animali di cui parlavi prima. Lo spettacolo sì, lo spettacolo lo stiamo facendo con cavalli, con cane, con aquilas e falcon. Questo spettacolo che stiamo presentando qua è una piccola presentazione del cavallo arabi egiziani con il falcon e il cane.
Fantastico. Bello, ringraziamo Santi, grazie Santi. Grazie a voi. E tanti auguri per la tua attività. Grazie mille. Amici di Black and White, eccomi qua circondato dai componenti della ANCI, le Giacche Verdi, Associazione Nazionale Volontari a Cavallo per la Protezione Ambientale e Civile. Chiudiamo qui la puntata speciale di Viaggia con me dedicata alla Fiera Cavalli da Verona. Ma naturalmente il viaggio non finisce qui, continua e voi rimanete insieme a noi. State con noi!